Immaginati un paese semi-abbandonato, quanto può essere affascinante per una come me che dipinge sulle porte abbandonate, nei luoghi diciamo storici. Quindi lì ho deciso di dipingere delle immagini di un paese invece ancora in vita, popolato da persone giovani, e così ripropongo queste immagini inserendole in quel contesto. Con la Prologo organizzavamo vari eventi e avevamo in mente di fare qualcosa di diverso dal solito e allora ho mandato un'email ad Alice Pasquini, che era la mia street artist, è tuttora la mia street artist preferita. Mi ritrovo questa email che mi invita ad andare a dipingere a Civita Campomarano, alla quale rispondo: ma tu ti rendi conto che mi stai scrivendo proprio dal paese delle mie origini? Quando Alice arriva a Civita nel 2015 realizza dei piccoli interventi ispirandosi a delle foto antiche di Civita, e questi interventi li realizza su delle porte antiche del paese, e da qui nasce l'idea di fare un festival. Da lì nasce anche tutto un rapporto con i cittadini che cominciano a raccontarmi le loro storie. Negli anni 50 e 60 facevo 3500 abitanti. Poi sono tutti sfollati. È uscita la Germania, è uscita la Svizzera, il Belgio. Io per dire ho 5 figli, sono rimasta soli, i figli stanno tutti in Germania. Purtroppo negli ultimi anni lo spopolamento che caratterizza i centri dell'Appennino nel Molise si è fatto sentire in maniera ancora più forte. Ritorno in questo paese che trovo completamente spopolato, per cui lontano un po' dai ricordi della mia infanzia. L'idea di poter dipingere in un luogo così suggestivo era per tutti la cosa principale, ma soprattutto il rapporto con la comunità. Per noi vecchi è buono perché siamo da soli, tu parli con uno, con un altro. E abbiamo così deciso di fare questo festival aprendo le case, perché a Civita non ci sono gli alberghi, facendo cucinare le signore perché a Civita non ci sono ristoranti, o almeno non c'era tutto questo. Quindi all'inizio non sapevano nemmeno di che cosa si stesse parlando, ma che ci fai col mio muro? Nel Molise non c'era mai stato un evento del genere, quindi di conseguenza c'è stato veramente un afflusso di gente enorme. E allora la gente negli anni successivi ha cominciato a dare muri, cioè tutto il paese alla fine che collabora. Questa forse è una delle cose, diciamo, il punto di forza del Festival di Civita. Questa forma d'arte moderna crea contaminazione anche di carattere architettonico rispetto a una struttura del centro abitato che ovviamente risale a diversi secoli fa. Si crea un filo conduttore tra passato e presente. Io preferisco chiamarla arte contestuale, non mi piace il termine street art perché nasce per quel luogo specifico. Questo termine street art nasce comunque agli inizi del 2000, prima erano graffiti, erano solo brutti e cattivi. È la prima volta nella storia dell'arte che appaiono così tanti muri di così grandi dimensioni in tutto il mondo, cosa che non è mai successa prima. Da un lato si chiama riqualificazione, dall'altro però invece la sua parte più istintiva e più interessante viene repressa e censurata, e ci sono ancora delle leggi molto dure nei confronti degli artisti che lavorano in strada.